Seconda corsa, una categoria G riservata ai gentleman. Sono in 9 al via, 1 Koskive, 2 Cari Balilla, 3 Victor dei Ronchi, 4 T42 Font, 5 Alloco Jet, 6 Fuego de Boulet, seconda linea 7 Blackfire Horse, 8 Sympathy Trio, 9 Annie Pan. Pronostico abbastanza aperto con Alloco Jet comunque favorito su Sympathy Trio in chiusura. Macchina che accelera, vediamo la partenza con Alloco Jet che cerca di sfilare nei confronti di T42 Font che tiene ancora le zampe all'interno, insiste però Alloco Jet e si avvantaggia in 80 metri è leader e conduce quindi sulla piegata in poche battute. Alloco Jet ha conquistato la testa nei confronti di T42 Font, poi Cari Balilla in terza posizione, completati 200 iniziali in 14,7, all'esterno cerca di farsi luce Annie Pan, ma rimane scoperta al largo perché serra sotto T42 Font e i 400 se ne vanno in 29,8. In vantaggio dunque il favorito Alloco Jet, all'esterno si è adeguata Annie Pan con in schiena, con in seconda posizione T42 Font, mentre esce dalla corda anche Cari Balilla che lascia la terza posizione per andare a prendere la scia di Annie Pan. Primi 600 metri completati in 45,8, c'è andatura quindi abbastanza sostenuta con Annie Pan che insiste nella sua progressione, si trascina Cari Balilla e Sympathy Trio, mentre lungo la corda resta T42 Font davanti a Koskive, via via gli altri. Intanto il chilometro completato dalla testa in 1,15 e mezzo, anzi 500 alla conclusione con il leader che cerca ora di accelerare. Si è esaurita all'esterno Annie Pan e così a 400 dalla conclusione mantiene una lunghezza abbondante di margine. Alloco Jet cerca di venire via ora Cari Balilla in terza ruota, lo scatto di Koskive. Koskive si lancia a centropista, arriva su Alloco Jet al completamento della curva finale, ingresso in retta d'arrivo, Alloco Jet ancora in testa ma Koskive si avvantaggia già a 100 dalla conclusione e nel finale viene a concludere netto vincitore. Il secondo posto è per Blackfire Horse, mentre per il terzo probabilmente il numero 4 T42 Font ad aver ragione del resto dei concorrenti. 1,16,4 il ragguaglio conclusivo, 31 a chiudere. Bel primo piano di Koskive che già si era ben presentato sulla pista in sediolo Filippo Esposito per conto di Andrea Vitaliano, la proprietà del signor Ivan Petronelli. Andiamo a rivedere il primo piano di Koskive, il secondo per Blackfire Horse, mentre per il terzo è ancora il numero 4 T42 Font che precede il resto dei concorrenti, condotto da probabilmente Cari Balilla.